Siamo in collegamento con Davide Zampieri della Triveneto Consulenza. Buongiorno. Buongiorno. Con il quale oggi parleremo dello smart working e dei rischi legati a questa attività di lavoro in remoto. Ecco, quali sono i rischi concreti che le persone hanno lavorando dalle proprie case e quindi facendo circolare tantissime informazioni in rete? Ecco, il lavoro ci chiede oggi di lavorare da remoto, quindi di utilizzare dei dispositivi a casa, collegandoci o con il lavoro direttamente con dei software che l'azienda ci mette a disposizione. Nell'attività sono insiti dei rischi dovuti al fatto che utilizziamo dei collegamenti internet che non sono protetti dalla nostra azienda, ma che sono di fatto i nostri collegamenti domestici. Qui si tratta di capire le nostre aziende che cosa ci hanno messo a disposizione per lavorare. Fondamentale è che i device che utilizziamo, quindi portatili, tablet o computer fissi, siano device aziendali e che quindi siano stati configurati dai nostri amministratori di sistemi per garantire la sicurezza del dispositivo e del transito dei dati. Le aziende più strutturate hanno istituito dei collegamenti VPN, che sono dei tunnel sicuri criptati di dati da azienda a computer remoto del lavoratore, per garantire che non ci siano delle fuoriuscite di dati dal computer. Se utilizziamo dei device personali, il rischio sicuramente aumenta. Ecco, il consiglio che io do e do a tutti i clienti sempre e comunque è quello di avere i computer sempre aggiornati e con possibilmente e anche con i software aggiornati e con un antivirus anche di media importanza, ma che dia la garanzia che non ci possono essere attacchi malware o quant'altro. Questo a livello generale. Diciamo che l'argomento è molto complesso, ma questi sono i rischi maggiori a cui si viene incontro. I software, l'aggiornamento dei software e la presenza di un antivirus sono fondamentali per proteggere il computer da quelli che sono gli attacchi più frequenti, che sono quelli dovuti ai malware e diciamo a cui non sono propriamente dei virus, ma quei programmi che vengono installati e sfruttano le porte lasciate libere da mancati aggiornamenti per andare a fare delle azioni dannose nei confronti dei dati che possediamo e quindi eventualmente anche dati aziendali. Diciamo che questi sono i rischi maggiori e il modo di proteggerci più importante. Andando a quella che è l'attualità italiana, noi sappiamo che in questo momento c'è una vera e propria caccia agli untori nei comuni per sapere chi è il caso del coronavirus del momento. Sì. Quindi stanno circolando tantissimi dati con grossi problemi per quanto riguarda la privacy. Ecco, sulla base della sua esperienza, che cosa ha potuto constatare in queste settimane? No, io ho seguito questa vicenda sia da un punto di vista sanitario, perché mi occupo anche di sicurezza aziendale, ma anche dal punto di vista della privacy. Devo dire che a livello nazionale il legislatore e il governo si è comportato molto bene, perché nonostante ci sia la possibilità per l'articolo 23 del GDPR, che è il regolamento europeo per il trattamento dei dati, di sospendere dal punto di vista con misure legislative, per quello che parlavo di legislatore, sospendere la protezione dei dati in casi come quello che stiamo vivendo, il governo invece non ha attuato questa procedura, anzi ha chiesto al garante per la privacy di affiancarlo nel capire come proteggere i dati dei cittadini, quindi garantendo totalmente questo diritto che i cittadini hanno. Devo dire che non ho sentito effettivamente di fuoriuscite di dati, di nomi e di persone contagiate. Diciamo che non è possibile divulgare queste informazioni, infatti le ASL si stanno comportando in maniera molto precisa da questo punto di vista. Quindi individuata il contagiato, vengono, nel caso del Veneto, perché in Lombardia lavorano in maniera un po' diversa, vengono intervistate le persone vicine, però non si fa mai riferimento alla persona che è risultato positivo al coronavirus. Quindi le cose sono attuate, effettivamente c'è attenzione da questo punto di vista da parte del governo e delle autorità competenti.
Per quanto riguarda invece i servizi INPS e quindi l'accesso che tutti i lavoratori hanno fatto per avere i vari benefici economici, si parla di attacchi hacker, che ci sono stati degli attacchi hacker. È vero o è una fake news a tutti gli effetti? No, questa è una cosa, probabilmente non conosceremo mai veramente cosa è successo di preciso. Probabilmente c'è stato veramente un sovraccarico che mi ha mandato completamente in tilt il sito dell'INPS. Questo è sicuramente. Ma i lavoratori possono stare tranquilli, nel senso i lavoratori possono stare tranquilli, i loro dati sono stati rubati da qualche. Allora, qualcuno probabilmente è riuscito ad estrapolare alcuni dei dati. Si è parlato di dati sensibili. Gli unici dati sensibili che il sito raccoglieva riguardavano probabilmente delle disabilità di alcune persone, perché poi di fatto i dati che venivano inseriti dalla stragrande maggioranza degli utenti erano dati non sensibili, erano dati personali, quindi nome, cognome, codice fiscale, che non sono dati propriamente sensibili ai fini del regolamento europeo. La cosa sicuramente non ha fatto piacere agli utenti e mi rendo conto, sono uno di quelli, quindi per l'amor di Dio, sono ben convinto che non sia una cosa positiva. Che si parli di attacco hacker non sono convinto sia avvenuto proprio quello. Tenete conto che in Italia abbiamo due organismi molto importanti che sono il CNAIPIC, che è il Centro Nazionale Anticrimine, che fa riferimento alla polizia postale, e il DIS, che è il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, che fa riferimento direttamente al governo, e quindi fa parte degli organi di sicurezza nazionale, che governano e sorvegliano costantemente i siti delicati e le reti informatiche. In questo periodo non risulta ci sia un incremento di frodi e di attacchi hacker in particolare. Non si è visto questo. Una cosa invece che si è visto molto aumentare, è una curiosità, è una cosa da sottolineare, da segnalare agli utenti che seguono il quotidiano, è gli attacchi zombing che stanno avvenendo in maniera massiva a livello mondiale. Da questa cosa bisogna difendersi. Gli attacchi zombie sono di fatto degli attacchi alla piattaforma Zoom, che è molto utilizzata per le videoconferenze in questo periodo, anche dalle scuole. Purtroppo i codici di accesso alle varie conferenze che vengono organizzate sono molto spesso divulgati in maniera non appropriata, e quindi degli hacker riescono ad avere questi codici e in maniera indisturbata riescono a intervenire nelle riunioni disturbandole con anche degli effetti molto drammatici, perché recentemente c'è stata una conferenza tra le comunità ebraiche in Germania e dei nazisti sono intervenuti per fare delle azioni non molto piacevoli in quella riunione. Quindi bisogna porre molta attenzione soprattutto per la protezione dei bambini, che se utilizzano questa piattaforma per le attività scolastiche abbiano degli accessi controllati dai propri genitori dalla scuola, dagli insegnanti della scuola. Certo. Allora, il nostro tempo a disposizione è quasi finito. Le chiedevo solo un commento sul tema delle app per controllare le persone infette, quindi torniamo all'attualità del coronavirus. Ecco, se riesce in poco tempo a dirci il suo parere. Ecco, qui diciamo che qui torniamo un po' al discorso che facevamo prima sull'articolo 23 delle limitazioni. Diciamo che mediamente nel mondo sono stati attuati tre livelli di controllo delle persone. Un controllo blando, che è quello che è stato fatto di fatto già nella regione Lombardia, con le compagnie telefoniche che hanno consegnato alla regione i dati degli spostamenti in maniera massiva, quindi senza divulgare nominativi, senza dare delle informazioni che riguardavano la singola persona, in modo da poter controllare lo spostamento delle persone. Questo è un livello blando che sicuramente in Italia con l'attuale normativa può essere svolto. Un controllo medio invece è una raccolta di dati con restrizione anche per il pubblico di queste informazioni, e poi c'è un controllo un po' più spinto che è una verifica puntuale dei contagiati e la restituzione, come dire, un po' in Corea. L'ultimo livello, che però non vorrei neanche nominare, è quello cinese, quindi c'è un controllo spinto con verifica di telecamere e quant'altro, ma lì normative sulla privacy non esistono, quindi lo escluderei. Il governo ha recentemente
introdotto una commissione che il governo, scusate, il ministro per l'innovazione tecnologica ha attivato una task force per l'utilizzo dei dati contro il coronavirus. Ecco, in questa task force c'è anche il garante per la protezione dei dati personali e su questo si deve garantire e rassicurare, perché il nostro garante è molto molto attento a queste tematiche e non proteggerà, e sicuramente proteggerà i dati dei cittadini. Noi la ringraziamo per tutte queste informazioni e le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.